Inzaghi, ancora una volta, persiste nel voler schierare Bonera e la scelta si rivela disastrosa, con la difesa che sbanda paurosamente in più di un'occasione ed il difensore colpevole in entrambi i gol presi dal Milan e in altri episodi. A complicare ulteriormente la situazione ritroviamo uno Zapata nervoso e distratto e un De Sciglio spesso disattento e colpevole in diversi frangenti, dimostrando ancora una volta di essere un giocatore scadente in fase difensiva, senza essere al contempo particolarmente incisivo nello spingere. L'unico a salvarsi della difesa e anche uno dei migliori in campo, ancora una volta Abate, in particolare per la sua spinta sulla fascia, dalla quale spesso partono cross e soluzioni interessanti. A centrocampo vediamo un Muntari che ha offerto una delle sue peggiori prestazioni da quando è al Milan, da 4 meno in pagella, e ancora più nervoso di Zapata si fa stupidamente ammonire in una situazione inutile per poi rischiare addirittura il rosso sulla fine del primo tempo, venendo graziato dall'arbitro. Non per nulla Inzaghi non lo fa neppure tornare in campo nel secondo tempo, preferendogli Poli, una scelta scontata. Il Milan comunque, dopo essere andato meritatamente sotto di 2-0, trova proprio allo scadere dei 45 minuti iniziali, con la prima vera occasione, il gol, o meglio, con un piccolo capolavoro di Torres, che trasforma una palla morta in una prodezza di testa che si insacca in rete. L'Empoli spreca, in particolare con Tavano, superbo nell'assist sul secondo gol, e che qui invece sparacchia fuori una facile occasione. E a forza di fallire occasioni, è il Milan con una bellissima occasione di Honda che trova il gol. Torres, dopo il gol nel primo tempo, sembra addirittura quasi il giocatore dei tempi del Liverpool, grintoso, sempre nel vivo dell'azione, persino superbo nello slalom con cui semina il panico nell'area dell'Empoli, prima di passarla a Menez che, sbilanciato leggermente all'indietro, tirando, prende la traversa. Torres e Abate nettamente i migliori in campo. Il Milan comunque, dopo essersi ritrovato con una certa fortuna sul 2-2, poi va quasi a legittimare il pareggio, prendendo saldamente le redini della partita e rendendosi pericoloso in un paio di occasioni. Che dire, Inzaghi dopo questa partita sicuramente dovrà lavorare per capire il motivo dell'eccessivo nervosismo di alcuni dei suoi, e forse dopo la terza prova disastrosa di Bonera si deciderà a mandarlo in panchina una buona volta. Un saluto amici deviati e mi raccomando, se volete farvi amare dai vostri avversari al fantacalcio, schierate sempre Bonera. Ciao!